Amici bellini, video extra perché per una volta voglio stare sulla notizia, voglio stare sul pezzo e sono stato invitato da Silver. Oggi qualcuno mi avrà visto magari in diretta su Canale 8 e vi posto questo stralcio perché quello che vedete, lo famoso stralcio, insomma questo post su Facebook del giornalista Paolo Trapani dove lui fa una ricostruzione di quello che è successo in Napoli-Verona, perché il tifoso non può accettare che sia stata semplicemente una partita storta. Abbiamo visto tutti le facce tirate, le mancate reazioni, le mancate anche incazzature, e quindi ecco che la ricostruzione così com'è, se volete mettete pausa e ve la leggete, ma io ve la riassumo. Si dice praticamente che prima della partita ci sia stato un confronto tra Insigne e il presidente chiedendo la conferma di Gattuso. Nel momento in cui si risponde picche succedono cose, si arrivano alle mani, ritorno negli spogliatoi tra Insigne e il gruppo, e poi Gattuso si chiude nel mutismo e questo poi spiega la surreale partita con il Verona. Sebbene io poi ascolterete, perché poi c'è stato il confronto, cioè abbiamo avuto Paolo Trapani proprio a telefono con Silver Mele, e quindi io dirò la mia. Vi anticipo il mio pensiero. No, ma perché vi anticipo il mio pensiero? Sentitevi il video e poi vi faccio le considerazioni finali. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. E poi aggiunge, c'è del marcio del Napoli, si continua ad andare dietro ad alcune voci. Io continuo a dirvi che non crederò mai ad una lite pre-gara, o che De Laurentiis o che Gattuso possa aver salutato prima di una partita i giocatori dicendo: ragazzi, vado a Firenze, ora vabbè giochiamo, perché tanto abbiamo fatto una rincorsa da matti per arrivare fino a qui, però io vado a Firenze, quindi se volete impegnatevi, altrimenti lasciate stare. No, siamo seri. Il punto che l'hai centrato è la rincorsa. Io come sai, io faccio la diretta, oppure comunque faccio una reaction alla partita dove la guardo, e quindi sono costretto a dare le mie impressioni in diretta, non a freddo. Poi faccio un'analisi, ma la guardo in diretta e devo dire le mie impressioni in diretta. La prima impressione è stata: è finita la benzina, e la benzina finisce quando sei costretto a fare quella rincorsa e ad affrontare anche tantissimi scontri diretti, perché devi affrontare il Milan, devi affrontare la Roma, devi affrontare la Lazio, devi affrontare l'Inter. Riesci a batterne 3 su 4 di queste qui e poi comunque stai lì e pare quasi che non l'agganci mai. Fai l'ultimo sforzo con la Fiorentina, sembrava tutto fatto. Non puoi mollare proprio in quel momento, però il calcio è proprio questo: nel momento in cui scendi in campo le gambe non ti sorreggono, le facce cominciano ad essere tirate, hai paura che proprio all'ultimo sprint non riesci a raggiungere questo risultato. Quello che fa più male dell'imponderabile è che tu riesci comunque a sbloccarla e tu dici ok, è fatta, e poi dopo pochi minuti arriva un lancione quasi casuale e ti frega con questo gol che il Verona ha fatto la sua partita. Cioè il Verona, la squadra più fallosa d'Italia, ha fatto quello che doveva fare: raddoppi, triplicare le marcature, e niente più niente meno di quello che ci aspettavamo alla fine. Silver, io la dietrologia, l'articolo, il post che sta girando, sì. sai cosa ne pensi? L'ho letto, mi soddisfa, ok, psicologicamente, il che significa che probabilmente è falso. Ah, ok, questo è capisci? Sì, questa è un'interpretazione che può starci, però visto che ci stanno prendendo quasi a parolacce, c'è Giuliano Laccetti che dice: voi qualcosa dovete dire di ciò che ha scritto Paolo. Allora, credendo che noi, per mancanza di attributi, ecco, ci si possa tirare indietro. Forse è sempre lo stesso problema di prima, forse seguite altre trasmissioni. No, ti do una spiegazione, Silver. La spiegazione è questa. No, intanto, scusa Valerio, solo per completare, ho girato il numero del mio grande amico Paolo Trapani in regia, che chiameremo tra poco, quindi ne parleremo insieme. No, il Skype, al telefono. Credo grande sia il silenzio stampa. Esattamente, quello alimenta interpretazioni, fake news, voci di ogni tipo. E ti dico la verità, Valerio, tu poi sei lontanissimo da Napoli, così come tanta gente che tifa Napoli ed è vicino a te, quindi è in giro per il mondo. Ma ragazzi, la piazza, la tifoseria, la gente meriterebbe quantomeno un messaggio, su.
Perché se tu non fai parlare, non hai nemmeno la sensazione. Io voglio sapere Gattuso che sensazione ha avuto alla fine della partita. Lo voglio vedere distrutto, lo voglio vedere magari strafottente, gli intervista al capitano alla fine, è arrivato a tanto e non ci sei riuscito, eri stanchissimo, eri sfiduciato. Anche domande, capito, magari tendenziose, fategliele e vediamo come reagiscono. Questo è importante. Nel momento in cui non abbiamo un confronto diretto e possiamo solamente analizzare le storie su Instagram di alcuni giocatori che poi parlano di rapporti personali anche bellissimi, e però purtroppo il tifoso deve darsi una spiegazione, e se non gliela dai tu, società, facendo parlare il tuo allenatore o almeno un saluto finale, una cosa che non sia una frase scritta sui social, dobbiamo vedere se di suo pugno oppure no, perché ricordiamoci Ancelotti, la questione di Ancelotti che doveva dare anche le chiavi dei social, tra l'altro. Quindi purtroppo il tifoso ha il diritto di farsi una sua idea, perché non se la spiega, e se non arriva dalle dovute sedi, se arriva un articolo che ti convince perché dice almeno mi metto l'anima in pace, c'è stata la discussione, è andata così, è andata così. Non voglio credere sia andata così. C'è Paolo Trapani. Sì, pronto? Eccoci, sei in diretta. Ciao Silver, buonasera, ciao a tutti. Sei in diretta e con noi c'è anche Valerio Fluido Celentano con Caffè Napoli 1926 da New York. Pensa l'eco che ha avuto quello che hai scritto, la ricostruzione Un saluto a Valerio. del pre-gara di Napoli-Verona. Ma cosa è successo? Ma guarda Silver, io ho cercato di ragionare, di riflettere a freddo a distanza di qualche giorno, mi sono armato di logica, di buonsenso, perché ho provato a mettere insieme i tasselli. Mi rendo conto che il puzzle è complesso, è probabile che la mia ricostruzione sia solo una parte della verità, non è ovviamente esaustiva. Ovviamente ho avuto dei colloqui o delle fonti che evidentemente ritengo attendibili, e credo che mai come in questo momento, visto l'eco di questo, come credo anche tu abbia detto prima, si pone il problema di rompere il silenzio stampa, di cogliere la palla al balzo, di smentire se c'è da smentire, in modo tale che ci mettiamo l'anima in pace. Io chiederò scusa perché evidentemente in caso di smentita ufficiale la mia fonte non è stata attendibile, ci prendiamo le nostre responsabilità, ma siamo pronti a correggere il tiro. Se tutto questo non avviene, evidentemente non avverrà, lo scenario si complica e vedremo poi cosa succede. Paolo, tu hai raccontato di tensioni nel pre-gara? Sì, esatto. Io ho raccontato di tensioni nel pre-gara che si sarebbero verificate allo stadio, nell'immediatezza prima della partita, e che poi avrebbero destabilizzato l'ambiente. Poi ovviamente mi stanno arrivando di tutto sui commenti, su chi dice allora se questo è vero fuciliamo i calciatori, se questo è vero è colpa di Laurentiis, se questo è vero. Io non credo a nulla di tutto questo, io credo semplicemente che non c'è stato nessun complotto, non c'è stata nessuna volontà dolosa di non giocare la partita, c'è stata una dinamica, nel meccanismo di questa dinamica si è inserito un processo di destabilizzazione, c'è stato un meccanismo di disorientamento, e il disorientamento ha prodotto quello che si è visto in campo. Nulla di, non ci vedo la malafede, ecco, ci vedo una dinamica che si è sviluppata, che era meglio che non si sviluppasse, perché secondo me le cose sarebbero andate diversamente, ovviamente. E questo probabilmente dal mio punto di vista spiega tutto quello che abbiamo visto, il silenzio di Gattuso, i giocatori che non solo non riuscivano a giocare ma non hanno indovinato un passaggio, e tutto il disastro sportivo che c'è stato domenica. Valerio, hai curiosità da prendere al volo? Non credo che tutto si spieghi con la paura. Scusami. Ecco. No, io dico a Paolo, se questo tuo post porterà poi a una risposta del Napoli, ben venga, nel senso che abbiamo bisogno di parole ufficiali. Nel momento però in cui arriva una risposta, poi ci dobbiamo credere. E l'unico problema che ho io con questo è che nel momento in cui una ricostruzione ci soddisfa, noi tifosi delusi, amareggiati, che abbiamo subito silenzio per 4 mesi,
mesi, anche se ci arriva una risposta dove De Laurentiis dice smentisco tutto, non è vero niente, secondo te, Paolo, il tifoso accetta la risposta di De Laurentiis oppure resta con la convinzione delle tue parole? Ma guarda, io credo che innanzitutto se arrivasse la smentita, io da tifoso sarei il primo a essere contento, non farei mistero di aver sbagliato, per carità, succede a tutti, siamo tutti al cielo, nessuno è maestro di vita. Quindi che se la smentita deve arrivare, che arrivi pure. Poi è chiaro che bisogna capire come arriva, perché se arriva ed argomenta e spiega, dà una spiegazione plausibile di quello che è successo in campo, e allora noi la ascoltiamo, la ponderiamo e da persone sensate cerchiamo di capire, tutto qua. Se poi la smentita è secca, è, come dire, è limitata a dire no, è tutto falso, è una bufala, come dici tu, probabilmente si apre un altro scenario di chi ovviamente continuerà a pensare che quello che hai detto poco fa. Io credo che poi se la smentita arriva e quando arriverà dovrà argomentare e dare una spiegazione, perché comunque al di là di quello che io dico e scrivo, tutta la città, tutti i tifosi aspettano una spiegazione, aspettano delle scuse, aspettano una parola. Certamente non ce la si può cavare col silenzio stampa permanente, no? Eterno. Prima o poi il silenzio stampa dovrà cadere in un modo o nell'altro, e quindi magari cade in questo modo e ci spiega. C'è solo un problema che io intravedo in questa cosa qua, che manca poi una delle voci principali, che è Gattuso, che non parlerà più dell'argomento. Quindi nel momento in cui interverrà la società, può dire quello che vuole, la controprova di una parola di cui io mi fido, ma questo è una mia un po' il mio parere personale. Devi affidarti ai colleghi di Firenze poi, Valerio. Hai capito? Allora dobbiamo chiamare i nostri amici a Firenze. E purtroppo non sapremo mai la versione di Gattuso. Quello che sappiamo di Gattuso è che fino all'ultimo, fino a mezzanotte, prima di lasciare il Maradona per l'ultima volta, lui è sceso dalla macchina, ha salutato tutti gli steward, ha lasciato un buon ricordo nei lavoratori proprio dello stadio di Castelvolturno, e non credo che lui di proposito abbia creato queste tensioni e così. Tutto quello che possiamo ipotizzare purtroppo resterà nei dubbi, anche, ripeto, con un'eventuale smentita, perché poi quando parla solamente una parte è sempre cosa parziale. Vabbè. Sì. Paolo, grazie per questo chiarimento, perché era richiestissimo dagli amici che ci seguono. Grazie a voi. Io spero, come dire, che si faccia chiarezza, poi sono pronto a sacrificarmi, come dire, l'importante è la chiarezza, perché la piazza e i tifosi meritano che sia fatta chiarezza. La chiarezza venga, che sia argomentata, che si diano delle spiegazioni, che si diano delle smentite se c'è da smentire, oppure ognuno resterà della sua opinione, come dire, che andiamo avanti e si continua ad andare avanti. Sì, è così. Un abbraccio, Paolo. Ciao. Un abbraccio. Ciao. A tutti. Ciao. Grazie. Vabbè, Valerio, abbiamo affrontato questa cosa insieme. Faccio io la prima domanda a Spalletti, sei pronto? Sì, io se sapessi imitare diventerei virale immediatamente, però ti rispondo. Eccoci. Allora, mister, ma a Napoli... Anzi no, faccio la prima domanda seria. Ma cosa successe in Inter-Juventus 3 anni fa? Ma che emozione! Ma quale emozione? Che emozione! Spettacolo. Insomma, signori miei, ci siamo anche divertiti. Oltretutto l'intervista continua, perché l'intervento continua. Domani mattina posterò il resto dell'intervento mio su Canale 8, perché è stato lunghissimo, siamo rimasti più di mezz'ora, abbiamo parlato di Spalletti, come avete visto, poi ci siamo anche divertiti, e quindi faremo un approfondimento domani mattina. Però per chiudere questo discorso di questo post che ha sconvolto il web, dobbiamo ragionare insieme. Io veramente sono il primo che non si spiega certi atteggiamenti, però ragioniamo, mi sono fatto aiutare anche da Guido nel ragionamento prima di una partita. A parte che De Laurentiis non è inquadrato, non sappiamo nemmeno a che ora, se è arrivato allo stadio. Mi dicono invece che sia arrivato con la macchina personale dopo, quindi non è detto nemmeno che stesse allo stadio. Inquadrano sempre Edo, mai De Laurentiis ultimamente. De Laurentiis solo tweet. Quindi noi ci stiamo preparando alla partita, Insigne bello e buono, tra preparazione, ultimi riscaldamenti, vestizioni eccetera eccetera, lascia tutto. Dove sta De Laurentiis? Voglio parlare del rinnovo di Gattuso, perché altrimenti cosa? Non ci impegniamo, perché altrimenti che faccio? Me ne vado io, non rinnovo io? Cioè, immaginate alla soglia di una partita così importante
tanto che è l'amore per Gattuso. Bellissimo, romantico anche, e per questo ci soddisfa, perché noi in fondo siamo romantici. Lasci tutto e vai a discutere con il presidente, ti afferri con il presidente, dopodiché torni nello spogliatoio e dici: ragazzi, niente da fare, non lo vogliono rinnovare a Gattuso, e quindi poi qualcuno magari dice: ma a te che te ne fotte, ma giocamo a pallone, e si danno addosso e si arriva alle mani. Gattuso come reagisce a questo? Con il mutismo. Gattuso che conosciamo noi reagisce con il mutismo, mai e poi mai. Per me questa ricostruzione ci soddisfa, perché noi siamo romantici e quindi noi vogliamo credere che non è possibile sbagliare una partita del genere, e i dubbi ci resteranno, anche con una smentita da parte della società, perché oramai della società, dopo tutte queste bugie, fake news, cose smentite, cose confermate e silenzio continuato, non ci fidiamo più. Anche se quello dice non è vero niente, ci crediamo? Non ci crediamo, perché altre cose sono state smentite e poi confermate dai fatti. Quindi ragazzi, non lasciamoci prendere. Mi rendo conto che la cosa più difficile da accettare è che dopo una rincorsa di quella maniera si arriva che non ne hai più. La benzina finisce e tu non riesci nemmeno a prendertela con il tuo compagno, perché vedi che quello non corre, quell'altro non pressa, quell'altro passa male, quell'altro così. Il capitano proprio viene meno, che magari la squadra uno si affida al capitano. Vi ricordo la personalità: solo Manolas e solo Insigne a corrente alternata, perché Meret non è uno di personalità. Di Lorenzo, Yusai, Rachmani, Fabian è giovane, però non è che è proprio il punto di riferimento dello spogliatoio. Bakayoko sempre zitto. Lozano, giovane anche lui, nuovo, non trascina niente Lozano. Osimhen col suo entusiasmo, ma è l'ultimo arrivato. Quindi ci rendiamo conto, ti viene meno Insigne, Manolas sta alla Bash, questo è il risultato. Purtroppo la partita storta. Ti acchiappi il gol fesso, ti disunisci, aggiungiamoci anche l'attacco all'arma bianca con tutte le punte, però un centrocampista e i rifornimenti che non arrivano. Questo è, ci dobbiamo mettere l'anima in pace, abbiamo sbagliato, è tutta colpa nostra, abbiamo fatto l'impossibile, perché era l'impossibile ad arrivare a giocarci questa cosa. Se avessimo steccato le prime partite non ci saremmo fatti tutto questo retropensiero. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani il resto del mio intervento su Canale 8, con approfondimento mio personale a margine su Spalletti, che pare sia più vicino che mai. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo.